abbiamo 216 casi, quindi tanti. Cresce a dismisura nella Marca il focolaio Covid generato da cittadini di rientro dalle ferie dall'area balcanica. Sale a 135 il numero di positivi della Macedonia del Nord, ai quali se ne aggiungono altri 52, 23 di rientro dal Kosovo e 29 dall'Albania. La realtà più impegnativa, più importante è quella di Pieve di Soligo con 71 casi e quella minore, diciamo, Treviso con 27 casi. 13, tutti non vaccinati, sono ricoverati in ospedale e 3 di 27, 37 e 72 anni in terapia intensiva. Complessivamente nella Marca sono 51 i ricoverati per Covid. Purtroppo in tutta questa popolazione non vaccinata i tempi di degenza sono molto lunghi. I tracciatori dell'ULSS 2 sono al lavoro alla ricerca dei contatti di queste persone rientrate dai Balcani in pullman o con mezzi propri, senza rispettare le misure anti-Covid e soprattutto senza fare la quarantena di 5 giorni ed il tampone previsti dalla normativa. Sono rientrati dalla Macedonia, avevano l'obbligo di fare il tampone prima di ritornare ovviamente nel mondo lavorativo o anche nella loro abitazione. Purtroppo non l'hanno fatto, quindi hanno disatteso una norma, tanto che verso qualcuno noi saremo portati a fare una segnalazione alla pubblica autorità in modo tale poi da arrivare anche a una sanzione amministrativa. L'appello dell'azienda sanitaria a tutti coloro che sono rientrati da questi paesi è di recarsi a fare il tampone, anche perché si tratta di persone che lavorano e potrebbero quindi diffondere ulteriormente il contagio ai colleghi o, nel caso di badanti, agli assistiti. Il solo consiglio noi possiamo dare alle famiglie che ricevono poi le badanti è quello di chiedere loro il Green Pass, in modo tale da essere, come dire, protetti loro, il loro anziano se è vaccinato oppure perché non si è vaccinato per motivi di salute, e di conseguenza quindi richiedere il Green Pass garantisce a chi dà il datore di lavoro una tranquillità per quanto riguarda la trasmissione del contagio.